Una partita da non sbagliare per il Chievo Verona che arriva a Bergamo dopo 2 sconfitte consecutive, soprattutto dopo il KO casalingo contro il Siena. Una scelta inaspettata per mister Mimmo Di Carlo, che manda in campo Marcos De Paolo dal primo minuto al fianco di Sergio Pellissier. Un primo tempo che non regala tantissime emozioni. Ci prova al 12esimo l'Atalanta con questo tiro violento di Garrix che finisce però alla destra di Sorrentino, ma l'emozione più grande arriva al 43esimo con la rete di Sergio Pellissier che riceve un pallone dopo un lancio lungo, il tiro, la palla deviata e beffa, così consigli per l'1-0, lo 0-1. Il Chievo risorge così e riesce a riprendere la strada importante per la salvezza. I giocatori che si stringono attorno a capitan Sergio Pellissier, vediamo il tiro e c'è netta la deviazione che beffa, così consigli per il gol del vantaggio dei gialloblu. L'Atalanta prova a raggiungere il pareggio e siamo al 48esimo, nei minuti di recupero arriva il tiro fortissimo di Guarente, la palla che finisce praticamente in curva, nulla di fatto. Siamo al secondo tempo, al nono c'è una punizione di Doni alta di poco sopra la traversa, sembrava però poter controllare tranquillamente Sorrentino. La disperazione qui del capitano dell'Atalanta. Ancora al 18esimo i padroni di casa che ci provano, c'è una discesa sulla destra, Garrix, il tiro che rimbalza in campo e la palla che va a sbattere contro la traversa, se la cava così Sorrentino, nulla di fatto, ma tanto spavento per la squadra della diga. Pellissier, il tiro, la parata, arriva Mantovani, la mette dentro e il gol del 2-0 però viene annullato per un evidente fuorigioco del difensore. Passiamo allora al 26esimo, Marcolini in versione bendata, un turbante incredibile in testa per una botta nel primo tempo, il tiro parato da Consigli in calcio d'angolo, poteva essere il gol del definitivo 0-2 che avrebbe chiuso così anticipatamente la partita. Al 31esimo c'è un episodio chiave della gara perché c'è l'espulsione di Rigoni per doppio giallo, un fallo su Volpi, arriva così il doppio cartellino per il centrocampista del Chievo e poi vedete anche una manata di Doni che non si smentisce mai. Guardate cosa sbaglia Tiribocchi al 34esimo, solo davanti a Sorrentino, colpisce di testa ma non riesce a segnare. La rabbia dell'ex, la disperazione dell'ex. Poi ancora l'Atalanta che prova a trovare il pareggio, un forcing ormai nei minuti finali, ancora il tir e la parata incredibile, la palla che viene salvata sulla linea di porta da Bentivoglio, nulla di fatto. E poi c'è quest'altra occasione per i nero-azzurri che provano a trovare pareggio, il tiro di Volpi, la parata di Sorrentino in calcio d'angolo, nulla di fatto, mentre rivediamo la bella parata del portierone dopo 4 minuti di recupero. Finisce la partita, il Chievo vince 1-0 a Bergamo.